scurissimo, sì. Italia in anteprima, no, perché sono a casa di Marco, quelle di Callaie, no? E ecco, anticipo ovviamente, come sempre, che ho perso anche i video che abbiamo girato da Mirko, a parte quelli girati col telefonino. Questa è l'anteprima del camion che sta preparando Marco, quelle di Callaie, va ragazzi, ha fatta. Cos'è? La canzone di Pooh? Sì. Canzone di Pooh con I Love Pooh, e mi pare coso là, Paolo Bita, quel che sia Dio delle città. Ma guarda che bello, cazzo, blu metallizzato, cos'è? Sì, sì, sì. Bello. Ma cos'è, un Mercedes? Sì. Mercedes, sì, so che ti te cercavi il Mercedes. Sei come il mio? Non è cambio automatico. O no, non sei come il mio? Sì, sì, sono tu 313. No, forse il tuo sei... Dai fari, 4 mi pareva il 13, telaio. perché l'hai gemellato il tuo. Ma non si vede un cazzo, no, nullo. No, non è inutile che faccio il video. Vabbè, Italia è anteprima, ma come femmine, cioè se te mostra e te il culo subito, cioè te capirà. Se che sei un fiacco, l'autoreggente a gueppiere che robette, le crea che il video non il vedo, no? Che attira, compagno, qua il video del camper di Marco, guarda. Cioè, guarda, non te vedi, ma guarda in tal senso. Wow, 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 e tu è monoscocca in vetro resina, ragazzi. Veramente, veramente, guarda, che casa intabarà su dei adesivi, il peso della macchina a rally, guarda che roba. Marco, tempistiche qua, cosa dici tu? Su Italia, non sta per pressa, ne dentro e ne spiega tutto, dai, sta buono un attimo. Perché che poco spazio sul tempo. No, cos'è sta roba? La controporta zanzariera. Che bella, anche a me un giorno vuoi sta roba. Guarda che roba, proprio le drio, ma se tu fai lo T e il magna di Michele. Esatto. Che storie, tanto mette il bip dopo. Ti te si devo fare a doccia separata, no? Esatto, Te poi vuoi ieri i letti fare. gemelli, questi erano 6 posti. Che storie. 6 posti. I letti gemelli tiro via. La faccio doccia separata. Se vede un cazzo. E qua dentro? Qua dentro c'è il bagno. Ah, quindi te butti su a parete. Te già già buttato buttata su. su a parete. Ho capito. Che storie. Sì, farà una bella dimensione. Piatto doccia inox. Tipo... Sì, tipo... sì, guarda, avrà la stessa disposizione, no? Del camper del Marco, quelli a doccia. Così si avrà due marchi quelli a doccia. Qua c'era l'armadio. Però non mi piaceva così, allora qua tagliato praticamente. Qua farò un piano d'appoggio che allora ingrandisce. Qua il forno a microonde. E qua tutta la centrale elettrica. E il frigo piccerino. Il frigo qua, sì. Che storie. Beh, oh cazzo, e qua? A dinetta a sinistra. E qua a destra che avanza un poco. Mobiletto del cazzo. Cosa ha fatto? Bip. No, cazzo, spogli. Italia, spogli il cazzo, no? Sta qua. No, qua faccio un divanetto che serve sempre per mettere tutta la roba elettrica. Sì, di serie con batterie, sì, ma divanetto nel senso che tu apri e ti metti dentro la roba. Esatto, però divanetto in maniera che se voglio fare un pisolino girando il sedile davanti, a lungo viene fuori un lettino, qualcosa. Sì. Da farsi la pennica. Ecco, guarda che demo che è una bella idea a Marco, no? Allora, lui può fare col cassetto estraibile di qua, in modo tale che quando il cassetto esce si crea lo spazio con un doppio fondo per mettere altra roba ancora. Potrebbe essere una bella idea anche qui, insomma, no? Beh, Marco, cazzo. Sì, è diverso, è più nuovo il tuo ora del mio, perché ha il cambio sul cruscotto. Esatto, sì, ma te vedi anche dal contachilometri, dal tipo di... Cioè, questo io fai che veda ombre qua. Aspetta, no, ombre. No, vediamo, ecco qua. Va a torcia a Marco quelle caldaie. Sì, te vedi, sì che è più nuovo. Che strano, è vero, è il mio seppi largo perché ha fatto i cosi. Beh, oh Marco, sì, ecco, Italia, fermo, che ti sei curioso. Il letto, te mi domandi, guarda, è il basculante, no? Che quando viene giù anche ma fin dove viene giù, Marco? Quelle caldaie. Apriamo. Aspetta, mi pince la testa qua. Spara fra tutto ancora prima di inaugurarti. Ma aspetta. Proprio il massimo che viene su. Sì. No, tu puoi modificare, no, perché tanto perché va a tocca... sbattere là, ho già guardato con Michele, bisognerebbe modificare tutti i meccanismi, è un casino. Va bene, No, era spazio per trombare qua in effetti. Sì, no, ma a parte per trombare che altri non pensi altro che a quel. Mi invece pensi a finestra, no? Sai come che è? Ce l'ha? Due finestrelle? Sì. Che storiasse, Dio, buono, cazzo. Beh, veramente. E come tempistiche, secondo te? Oddio, spero che facciamo il business. Spero per aprile. Sì, del business che facciamo. Perché adesso... Aspetta che stu, Sì. Italia, fai il cassi tu,
E perché da Marco quelle caldaie? Perché avevo quasi finito il liquido dell'Alde, no? dei termi, in poche parole, allora già che ero qua in zona, ho detto, sì, in zona, ho allungato i 30 km, 40, ho detto dai, rifacciamo la carica a scorta. Marco, cani, sai riprodotto i robottini, vedi tu? Porca miseria! Oh, Italia! Mi raccomando, sto a luce al magazzino, se no si incassa. Eccolo! Oh, baby,